cos'è la botte che ha io già un po' stroppato e anche un po' chi sei arrivato Andrea Gabri, buongiorno Gabri, dimmi ti chiedo di darmi una mano perché praticamente che è il consorzio che arriva che sera e noi dobbiamo andare là a portare i due carri. porco Giuda i Sara adesso 6 4 Eh sì, sì, sera presto adesso la nuova gestione. ma porco Giuda dai occhio e ora niente asso qua all'ombra questo avanti va a Mhm. botte si inciava avanti. Dove? Cazzo che devo ancora trabbiare questo però del campo. Che porco giù dall'allunghetto. Vediamo come fare adesso. Magari riusciamo a parlare, a lasciare che ci lasciano un po' più di tempo, eh. No, magari. Com'è che si dice? Magari siamo buoni anche che magari Sì. de prorogare un attimo. Esatto, esatto. Siamo buoni a Vabbè, prorogare. Buona. seguo a te che non ci sono mai stato, va Sì, bene? sì, vai, segui me. Ok. Buona. Bianca macchine fredde, eh. Vabbè, are occhio là come la scalda. Lampeggiante. Che siamo bei carichi adesso, mi raccomando. Mi specialmente. Oh, fortuna che a mezza marcia, il Same comunque, se no, addio. Ah, Nelle ripartenze cambio. si pianteria. Che, che credo che è pesante quel selvatico lì per quella macchina. Seria da provare a attaccare sotto il 6-8. Anche. Macrabo alto, che cos'è qua? Devi ancora passare a masenare le strade qua. L'ho Esatto. visto. Sì, sì, sì. Ma se vede chi sia ancora in officina allora, perché ho visto che era 2 o 3 mesi di APV in officina là. Ho capito. Occhio che è qua il consorzio. Sì, sì, sì. E pian perché l'è stretto. Va bene. Guarda, neanche oggi panca ma si allarga. Se mica passo, tutti che passi tranquillo, quello sì. Allora, aspetta che andiamo in pesa. Quanto siamo? 126. Poi ti diria, ti va in pesa. Mi scarico e ti descarichi dopo. Ok, Perché si strettina un poco. va bene, va bene. Non andare garanto del culo però perché già girarsi col 110 là, mi ricordo. Ma era storia. Aspetta che mi indirizzo a me adesso. Fammi il segno di scaricare su Abusa. Quando sono arrivato su Abusa del Tirtaki. Fammi il segno, eh. Vieni, vieni, vieni. Amo. Vai, 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 vai. Ancora. Vai, vieni. Vieni, vieni, vieni. Boh. Boh, aspetta, aspetta, aspetta. Da un filo avanti. Ok. Cava spinotto da sponda e drio. Aspetta.
1, 2, vai. Buona. Ok, gonfio avanti, vai, vai. Fermo, vai, un po' avanti. Che stiamo sul tetto? Ho già alzato troppo perché è sulla trave. Stiamo a filo, mi sa. Già. Ti conviene stare un po' più dalla banda di qui. Il problema è che non so quanto ghine ancora. Boh, No, già finito, già finito. boh, dai. Va. Buona. Te che scarico del lato, mi sa. Non te che scarico del Rio. Da come ricordo. Ok, ok, Poi potrei anche sbagliarmi, ti dico subito. Ora, lascio un attimo in pesa qua. Tanto, inizia il consorzio. Allora, questa è la soia che abbiamo fatto l'ultima stagione. Il prezzo è ancora... Tanto in caso danno su 2 sbennate con il JCB, no? Sì, penso di sì. Invece che da un po' più a filo possibile. Mamma. Penso bene di sì che danno due smenate. L'unica da non smissiarlo con la soia. Ecco, boh. Sì, infatti te che scarico antenale. Avanti. Oh. Ne mendrei un poco, va. Asse aperta ti sponda. Asse aperta, asse aperta. Ti conviene far così, esatto. Vai avanti un peo. Allora là. Ora. Boom, boom. No massa, no massa, no massa. Posto? Oh, Buona. chiusa? Vai, chiusa. Avanti. Si vede dopo che chiederà due smenate con JCB. Boh. Sento una porta che batte. Ah, sti tutti. Dime. Tanto te che sì. Vai, vai, tranquillo, tranquillo. Tanto adesso bene o male lascia la strada. Buono, allora tiro. È da muoversi a fare sto campo. E dopo... sarà da... O vedere se marca il capito pisso. Mm? O non lo so neanche a me. Ok. Oppure, Dopo vediamo. Sì? se skate gli basta, potremmo anche buttarsi sull'ambito riso. Perché è anche quello. Mm. Ti ricordo che è anche quello. Sì, sì, sì. E ora, per adesso il morchi mi metto all'ombra. Metto uno qua e 110 dietro io. Oppure anche là. Bravissimo. Anche là può andare benissimo.
Ora. Boh. E adesso... Vuto che facciamo campo de paia, semmai. No, perché non mi è anche in bella trigge. Dimmi te. Niente, dai, è ora avanti a traviare. Partiamo. Va bene. Avanti e... Niente, vai, parti da qua. Vai diretto. Ah, pensavo... No, no, parti da qua, Ah, va, non sta... Fermo freddo. Presta, fermi in pressi e via. Te ciappi da eh? qua e dopo ti tacchi il Sì, sì, GPS e vai sì, sì, sì. dritto. Vediamo se come impostare l'effetto Area, della bravo. lama. Vai, vai. Ora. Adesso... Mi sa che io ruvolo a stradina. Così almeno... Cavo un po' de tracce del rimorchio perché... Ci stava, eh? Se mi spacco le bombe, se no per davvero, se mi spacco le bombe. Mm. Oh là. Boh. Ok. Aspetta perché qua le... Confia piantata retromarcia, mi pare. Ah no, va in mosca con 2000 basse. Beh, boh, fermo là. Ah, ti ci sto fatto spazio, boh, bravo. Buona. Adesso vediamo dove guardare per bene. Sta capezzagna qua. Perché sei davvero sfondata a dir poco. Io Andrea, come rende sto campo allora? Ah, abbastanza. Siamo su sempre 6.9, 7.72 tonnellate a ettaro. Sei già andato giù in fondo verso gli erbai? Che là è No, tendente ancora sabbia? no. Sono, ho appena fatto, sono arrivato su in cima, adesso sto facendo la testa. Ok. Almeno sono più comodo quando mi devo Boh, girare. perfetto. Ti dico là che dovrebbe essere sabbia verso Mm, sotto. Terreno più sabbioso dovrebbe rendere meno, in teoria. Da come ho visto dalle analisi del suolo. Poi ok, dipende. Se le hanno fatte bene, così se le hanno fatte male non è così. certo. E Gabri, stavo guardando, Dimmi. c'era in giro l'occasione di un samettino piccolino, un 30, 40, 50 cavalli mi pare. Ma vecchio, tipo Lamborghini, quello che sei di te adesso. A te ti interesserebbe fare anche sul vigneto, fare Co- qualche lavorettino Cos'è piccolo? un puledro?
Non lo so, non mi ricordo bene il modello, l'ho visto come annuncio che me ne hanno parlato di un paese, Ah, devi dirmi te. Se ti può potrebbe interessare vado a interessare? informarmi. Potrebbe interessare? Va bene? Vado a informarmi almeno. Era tanto L'unica da è che sapere. se c'è un Lamborghini, sempre magari di modelli qua. L'unica è Mm, se ci fosse un Lamborghini, sempre di questi modelli qua. Che c'ho già varie parti in vabbè. officina OM Sì, sì, sì. Lamborghini ancora. Se c'è una macchina della Lamborghini tipo l'R503, R603, una roba del genere, con 60 Vabbè. cavalli, si potrebbe anche quella fare, forse guardare. Mhm, va bene. Vado a darci dell'occhio almeno. No, era tanto per sapere. Sì, guarda, un sommetto ci potrebbe stare. L'unica bisogna vedere le parti, più che altro se se ne trovano. Va bene. Guarda, macchina calda, adesso va. Tac. Perché sennò sarebbe da guardare su un... che macchine strette ci sono. Su un Golden, un Sametto. Same Golden magari. Anche. Sì, sì, sì. Perché metti conto Però che per livello. adesso abbiamo questo per i vigneti, però siamo tirati con la trincia lì. Ce la fa a malapena di Dio. Mhm, Sarebbe guardare certo. un Same Golden oppure... boh, da vedere. Mm, va bene. No, è importante sapere però. Sì, sì, giusto, giusto. E più che altro da vedere cosa chiama il vigneto. Mm. Stavo guardando qua il vicino qua in parti, è venuto su bene il mais. Cioè, ma è bello. Difatti si potrebbe fare mais anche per variare ogni tanto. Mm, sì. Tanto la seminatrice io l'avevo anche presa, quindi dovremmo essere a posto. Mhm, certo. Al massimo si chiama un terzista trebbiano. Anche, anche. Adesso sì. Si può chiamare un terzista semmai. O prendere a noleggio una testa da mais, dipende. Dipende da Sì, cosa sì, ci sì, conviene. bisogna vedere i costi. Esatto, perché se ci conviene più di più prendere a noleggio per una giornata il La testone da testa della mais, mais. Ci prendo io. conviene fare così allora. Te li sei regolari i crivelli da mettere a mais. Che io da un po' che non li vado a toccare, li ho lasciati su frumento e poi mi ero salvato tutti i numeri anche per la soia. Certo, certo, certo. Se ci sai mettere mano allora siamo anche messi meglio. Oh, qua gli ho dato un po' di passate e pare venuta bene dal ghiaione ormai. Mm, Pare essersi dai, chiuso un bene po' così. di ghiaione buttato per alto. Qua ha perso un po' di resa il campo, eh. Ne ero sicuro. Infatti chiamava sabbia lì. Siamo sul 60%. Aveva chiamato sabbia difatti l'analisi del suolo lì. Ho capito, ho capito. Ne era abbastanza sicuro che rendeva meno. Però volevo aspettare la prova del 9. Vedo che fa più spolvera però è molto più secco lì. Sì. Buona. Il rullo è staccato. Qua dovrei anche ricolorarlo perché si sta facendo rosso. E beh, niente. Qua parcheggiamo. Oh là. Possiamo anche parcheggiare adesso. Bene Andrea, com'era con la trebbia? Bene, bene.
Prende la storia? Nella parte alta sì, giù di sotto il Caesar è scarsa, è tanto Terreno scarsa. sabbioso, sai com'è. Dalle vostre parti su in montagna non l'avete. Qua, pianura, è una bella rottura di balle. Mm. No, proprio. Sicuro. Boh. Sto facendo un secondo scarico nel selvatico, ma mi sa che quello attaccato dietro al Sam, quello grosso, è pieno. Di già, Eh già. bestia. Andiamo. Sì, è pieno. Porco Giuda. Piano. Mettilo in parte che ti vado per andare al Fiatagri. Mhm, va bene. Madonna mia, non la finiamo più. Dio santo. Non la finiamo più con sto frumento qua, porco Giuda. Hai visto come si va meglio a girare con la strada rullata? Mm. Ti ho detto che tutto quel ghiaione là. Ti ho detto io che tutto quel ghiaione là buttato su era da rullare giù, da pestare giù un attimo. Mhm. Vai. Carica. Cos'è, ripieno? No, no, non penso. Boh. Sì, di faccia avevi poco. Buona. Questo lo lasciamo qua. Un po' più indietro girato. Sì, giusto. Ok. Ottimo. Oh, a sto punto io vado avanti, sai? Mhm. Dai, vado avanti a portare via anche sto carro. Vai, vai. Te i lampeggianti accendili quando sei pieno, va. Sì, sì, sì. Io adesso ce li hai accesi, ho visto allora. Tanto ne non sei per strada. Beh, certo. Buona. Vado avanti io allora. Sarebbe da vedere se ce la fa ancora il Lamborghini a far andare quella trincia lì così. Sistemiamo i Mm. vigneti perché anche lì è altina l'erba. Al massimo dopo andare là, dai. Al massimo dopo devi andare a tagliare. Dipende perché sennò se non ce la fa più siamo finiti, c'è da rifargli il motore. Mm. E lì proprio dipende quanto ci sparano per rifare quello lì. Se ci sparano un Beh, prezzo certo. troppo alto facciamo prima prendere un altro. A sto punto. Te che dici? Vabbè, certo. Oh, sempre 126 127 già adesso. Sempre lì siamo. Mm. Vedo che è bello secco però. Eh, bene, ce lo pagano di più. In teoria.
molto bene. Guardate che faccia volume e sia secco. Volume, faccia peso specifico sia secco. Se è secco e ha peso specifico ce lo pagano bene, lo sai. Mhm. Aspetta che... Ah, Dio. Ok. Mica tanto. Ok, aspetta che mi vado a battere dentro alla porta. Stavolta l'ho fatto un po' più di merda alla retromarcia, ma... Amen. Non sapevo manco io dove buttarla, allora ho detto vaffanculo, la butto qua. Però c'è il trave, mi sa. Infatti mi sapeva bene. Non sono ancora venuti su a spingere comunque, Sì? No, No, vabbè. si vede che non si aspettavano tutti sti rimorchi nel giro di poche ore. Non se l'aspettavano, no, mi sa. Ora, andiamo in pesa e andiamo a prendere il cartellino. Oh, l'ha posto, ho preso il biglietto. Avanti. Oh, Carmen, Mm. Brian, Sì, va che sono riuscito a fargli prolungare la chiusura. sì. Gli ho detto, Vara, se abbiamo ancora sti campi qua, domani chiama pioggia e ha prolungata. Vabbè. E Gli dai, ho meglio detto un così. altri 3 rimorchi preventivati. Ah, non penso, però. Sono stato stretto per chiamarla un po' a favore. Poi vediamo. Perché già Cosa? ne ha lì un po' di quintali. No, ma ce ne sta ancora. L'unica è che è stretto come posto, quello sì. Ho visto. Beh, dai, cazzo, hai fatto un bel po' qua, mi pare di vedere. Sì, sì, sì. Figa, in un rimorchio solo non ci stiamo dietro comunque la trebbia, c'è da dire. Ma ce ne vorrebbero due un po' più grossi. Beh, il selvatico qua va anche bene. L'unico è quello piccolo. Io il selvatico Stavo guardando in giro, io ho trovato un Silvercar in vendita. Eh? Adesso guardo. Riesco a trattare un po' il prezzo. Ma cos'è un silver che quelli sponde lisce? Sì, sì, sì. Si potrebbe attaccare sotto il 6, 8, 10. Era al lato, come questi Silvercar qua, cioè non è quello a tre assi, due, due assi. Ah, sì, sì, ho capito, ho capito. Ah,
bianco fuori. Poi hanno appena verniciato tutti di grigio. Bello, sì. Grigio. Sì, Com'è grigio, scusami? è grigio. Io li ho sempre visti rossi. Vabbè. Se non lo rivernicio fa giù di grigio. Ah, vabbè, ma gli avranno dato al fondo? Non ho idea. Vabbè, oh, vediamo. Sarei curioso che prezzo mi sparano per quel campo là. Per iniziare anche solo a mettere giù una risaia più grossa. Sarei curioso perché effettivamente non sarebbe male, sai? Ah beh, ci Farci credo. buttare giù una risaia più grossa vicino a quella che abbiamo già. Vabbè, adesso andiamo avanti. Va, che bello che sto mais. Allora, qua c'è il riso nostro. No, dai, questo è preso bene, dai, dai. Questo è preso bene. Fammi andare a vedere un attimo. Aspetta. Fammi andare a vedere un attimo. Sto campo qua. Che se c'è un buon prezzo. Potrei anche più avanti prenderlo che. Sto campo qua. Dove adesso c'è soia. È un gran bel campo, ciò. Mettere giù tutto riso. Piano. Qua risaia. Qua ci inglobiamo il palo se proprio. Se proprio proprio. Ah, che bello che è. C'è un po' d'erbacce però. Pare bello. Pare un gran bel campo. Questo neanche parlarne, è troppo grande sicuro. Sicuro. Quella madonna di già pieno. Aspetta che lo chiamo. Andrea? Senti? Ehi, sì, Uè, sei già pieno? sì, Poi hai neanche il tempo di fare un giro in bici. A vedere il campo, madonna. Occhio. Arrivo, va. Vado a prendere il silver. Ah, ho fatto. Per adesso torno col 110, che almeno faccio il pieno il 110. Ah, difatti, eccolo, sto vedendo un 110 arrivare. Ah, ma te che ti tiro sotto! Occhio! Animale. È dura qua storia. Madonna. Sentire come campo, eh? Oh, è dura qua storia. Guarda che corona con la bicicletta è figa io. È ase lunga, difatti. Fa che saltoni. Oggi non c'è per tracce di A3, mi sono uscito, c'è un tacco volare. Boh, 110 pieno. Buona. Perché io e bici se vediamo se siamo buoni a farsi acciavare. No dai, non penso. Oh, ora, a posto. Perché già sto su Silver arriva, dai. No, più che altro sarebbe da tenere quello lì, monosponda Mm. e
serve da tenere davvero quello lì, un bel piccoletto monosponda, Mm. per fare lavoretti, cioè per fare lavoretti piccoli, portare legna, capito? Sì, sì, sì. Dio boh, sarebbe da prendere o un dumper, no, per un Mm. dumper un cavolo, cioè andare via con l'8,20 dopo, cioè come ce lo ripaghiamo un dumper? Massa Mm. grosso. E sarebbe davvero da prendere un altro rallettino, magari quel silver lì che hai detto, Mm. oppure non lo so. Dipende da come butta il riso, perché se il riso butta bene come come sta annata e buonanotte, come l'annata scorsa, se butta bene come l'annata scorsa, si può anche fare, dai. Per me si può anche fare di prendere, buttare giù Risai e Basepanners 16. Te che ne dici? Mhm. Vabbè, sì, dipende sempre dalla resa, ovviamente. Perché sai che c'è una buona annata e tutta una buona terra lì. Essendoci una buona terra si può anche fare, forse guardare. Boh, Buona? A praticamente. posto, dai. Oh, oh, oh. Questo lo lascio da una parte. Lo lascio qua. Ok. Pronti in pole position a partire. Ok. Fatto questo cosa dici? Andiamo a sistemare i vigneti? Se riusciamo. Adesso presi il malino, faccio guardare. Mm. Guarda, dai. Stagione 2K25, frumento finito. Andata. E anche per stanno la Lexus è fatta. Che macchina. Qua come siamo messi? Dai. È andato un po' avanti il frumento, ma vabbè. Vado a prenderti. Anzi, non cavolo, il rimorchietto è là. Aspetta che guardo se ha girato dalla parte giusta, ma in teoria. No, beh, Andrea. Mhm. Devo Non girartelo tutto. perché non è neanche girato dalla parte giusta. Te vieni per adesso. Sei sicuro? Sì, sicurissimo. Non è girato dalla parte giusta, purtroppo. Poi te dici che sto schifo di trattore qua non è comodo. È comodo, sì. L'unica è che te l'ho detto, c'è il motore spoppato da finire, è da rifare il motore. C'ha il motore spompato, non senti anche quando la avvii com'è? Infatti ti ho detto, se vuoi
per quel sametto là va più che bene. Buona. Te la parcheggio qua un attimo. Trebbia lasciala fuori che la laviamo. Buona. Nazi guarda che ci ha fatto andata la parcheggio a posto. Tanto non dovrebbe essere un problema. Eccola che è scappata. Madonna. E questa la mettiamo qua. Bella tranquilla, a posto, fuori dalle palle. Oh là. Buona. Vai. Buona Andrea. E adesso... Che ore sono, scusami? 5 e 10, io 4. Vabbè che non viene ancora scuro. Serve da mettere a sistemare la trebbia. Semmai. E mettere a sistemare la trebbia. E poi vedere un attimo di... Com'è che si dice? Vedere un attimo di sistemare i nieti. T'ho detto però il motore è spompato, non so se ce la fa a farla andare questa, ho quasi paura che non ce la faccia a farla andare. Questo come mai? C'è da La metto affacciare? sotto. Ah vabbè, No, la metto sotto tetto. vai 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 che non si cucina almeno. Buona, dai che gli va bene. No, più che altro stavo pensando, ma scusa, se la porti là a tagliarsi un po' là, Cosa? uno intanto che fai i vigneti col trincia, l'altro fa tutti i bordi con questa, hai finito. Se si becca a posto. In effetti si potrebbe anche fare. Tu inizi a portarla al silver, che intanto io mi ingegno 2 secondi. Va bene? Sì, la carichiamo sulla paletta, te dici qua, si fa. Vediamo se riusciamo. Sì, sì, sì. No, quello si può fare. L'unica che t'ho detto non ce la fa a far andare alla trincia questo. No? È mezzo spompato. Ho Dove che come c'è? la paura che sta botta Eh, finché O la va, trinciamo ci molla. o la va o la spacca. La testa Eh, ovviamente, eh. e se... ma però se la spacca per bene. Ne faremo una ragione. Ma dov'è che la vuoi caricare, scusami? Cosa? Perché ah, gli attacchi la trincia? Proviamo a vedere, dai. Vabbè, dai. Buona, aspetta. Siamo? Posto, vai. L'idraulica l'hai messa? Yes, vai. Oh, sarpa. Al minimo ce la fa a farla andare. Oh, spegni, va che batto le crociere. Spegni che batto le crociere, Dio. Dopo spacchiamo il Gardano su bestemmie. No, però per farla andare mi sembra che... La fa andare, però... Adesso non conto, però la mia paura è che ci molla a piedi una fascia elastica dei pistoni finché stiamo trinciando, perché ti ricordo che ci sono anche alcune ramaglie da macinare. Vabbè, noi ci proviamo.
Va bene. Va bene, dai, portala qua che la ingrassiamo. Piano. Vieni, vieni. Ancora un pelo, vieni, vieni. Buona. Aspetta che sposta avanti la macchina. Buona. Buona, dai, prendi l'ingrassatore che gli diamo un'ingrassata e poi proviamo, va. Qua. Questo è nuovo. Ok. Qua. Dov'è? Qui. Adesso lo va a ingrassare.